Preso al volo il presidente della Tagliolese Robertino Bonato, che dire, organi di stampa hanno parlato di grosse novità in seno alla Tagliolese, una Tagliolese che ha avuto qualche difficoltà in questa stagione, però lei la vedo fiduciosa. Cosa ci dobbiamo aspettare per la prossima stagione? Buongiorno a tutti intanto. Abbiamo fatto un cambiamento radicale nella squadra, praticamente abbiamo sostituito il 50% degli atleti perché non vogliamo più fare un'annata come l'anno scorso, ci siamo salvati, come sappiamo tutti quanti, all'ultima partita ed non è stata una bella esperienza. La nostra idea è quella comunque come è sempre stata, è quella di stare nelle zone alte della classifica, quindi il direttore sportivo Mancini ha lavorato per poter cambiare un po' anche la mentalità di questa squadra. Siamo andati su atleti, su giocatori già in parte già di categoria, anche di categorie superiori. Per adesso non possiamo fare nomi perché possiamo dire che sono della Tagliolese solo dopo la firma, però abbiamo la certezza quasi matematica che possono essere giallorossi per quest'anno. Ecco, ci sono dei cambiamenti nella dirigenza, avete cambiato qualcosa oltre che quest'idea di aumentare e accrescere la rosa? No, la dirigenza è rimasta quella dell'anno scorso, quella storica, diciamo, per certi versi. Anzi, se ci dovesse essere qualcuno che è interessato a entrare nella nostra società, le porte sono sempre aperte, perché comunque abbiamo bisogno di tutto e di tutti. No, la dirigenza è rimasta quella. Viene confermato anche l'allenatore? L'allenatore è già stato confermato. Per quanto riguarda, diciamo, la dirigenza, c'è stato qualche cambiamento, diciamo, nel settore giovanile, ma che è entrata qualche persona in più. Ben venga, come abbiamo detto prima, ma cose importanti non ne sono state fatte. Quindi ci dobbiamo aspettare una stagione 2024-2025 in pole position, in alta classifica? La nostra idea è quella di far bene sicuramente, poi arrivare in alta classifica non serve un po' tutto, serve la fortuna, serve l'annata giusta per arrivare a dei traguardi importanti. Speriamo che sia questa e comunque crediamo nel lavoro che è stato fatto. Ecco, nel calcio cosa si dice per augurare? Perché di solito non bisogna guffare augurando prima il successo, come si dice? Beh, io non sono tanto scaramantico, però di solito non si dice niente, non si parla di risultati, non si parla di classifica, non si parla di niente.